ci tengono vicini. Sogni che ci mandano lontano. Lascia che la vita ci sorprenda, anche se significa dirsi addio. Non c'è mai un'ultima primavera. Se si può rinascere, che avventura. E poi, quando troverai l'isola che non c'è, mi basta una cartolina, io sto bene. E ci porterà fortuna non perderci di vista mai. Domani, domani, dietro la curva c'è il mare, le nuove stagioni del cuore. Domani, domani, ci inventeremo che cosa faremo da grandi. Domani, manca la luce un istante, ma niente finisce domani. Domani, precipitare ti insegna a volare. Domani, domani, vivere per vivere, perché il mondo finirà, ma non domani. Anche se va un attimo via la luna, ogni addio può essere libertà. La realtà moltiplica luci e ombre, ci darà da vivere senza noi. E si può dividersi e non sparire. Se è così, abbracciami quando vuoi. E poi non sarà mai tardi per farci vedere insieme, sicuri di chi ci ama domani. E ci porterà fortuna non perderci di vista mai. Domani basta trovare il coraggio, la parte migliore del viaggio. E domani, domani, grandi partenze, speranze di avere ragione. Domani, domani, forse sognare è un difetto, ma chi lo conosce. Domani, domani, precipitare ti insegna a volare. Domani, vivere per vivere, perché il mondo finirà, finirà, ma non domani, ma non domani, ma non domani.
e si può dividersi e non sparire. Se è così, riabbracciami quando vuoi, quando vuoi. Buonasera e benvenuti in Casa Peretti, benvenuti in diretta su Rete 7, 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Sarà una puntata ricca di tantissime cose, ci sarà qui la zia Marta, ci sarà qui la band che ha vinto il Music Fest a Bagnolo, avremo la classifica e soprattutto risentiremo dal vivo il brano che ha trionfato l'altra settimana su Rete 7. Sono arrivati più di 2000 voti soltanto per loro, quindi loro entreranno nel secondo tempo. Adesso, miei cari amici, abbiamo iniziato la puntata di Casa Peretti con molto pathos, no? Con molta serenità, sensualità, questo testo, no? Perché il mondo finirà tutto, nella vita prima o poi finisce tutto, ma non domani. Anche Casa Peretti prima o poi finirà, ma vi garantisco che non sarà domani, ok? Voi però scriveteci al 348 80 40 254, mandateci le vostre fotografie, i vostri messaggi, le vostre richieste. E a proposito di richieste, arriva un brano di Toto, il grande Toto Cutugno. Un brano particolare perché un falco chiuso in gabbia. Cantate tutti insieme a me. A volte le parole dette son velenose e maledette e sfoghi tutta la tua rabbia. Sei come un falco chiuso in gabbia, il tuo rifugio è la tua stanza e poi rifiuti e neghi l'evidenza di un amore malato, di un amore ferito fra di noi. Spenti nella notte e con l'orgoglio io faccio a botte. Ti vedo lì tra le sue braccia, le stesse morfie, la stessa faccia, e nel silenzio muoio dentro. Ti sto perdendo e sale il mio tormento di un amore tradito, di un amore sconfitto. Ci siamo persi tante volte dentro delle stupide bugie, io e te. Ci siamo amati e odiati per assurde gelosie fra mille dubbi, ma senza un perché. Come eravamo felici, come si stava bene, sempre insieme, e i nostri sogni mano a mano, nella mano. Ma tu adesso con chi sei? Dove sei? Ci sto provando a dare un senso, ma quale senso se poi ci penso che non ti ho dato mai abbastanza. Invece tu mi hai dato la tua esistenza. Ma adesso basta, vado avanti, ma che fatica andare a passi stanchi di un amore sprecato, di un amore sfinito. Ci siamo perdonati, emozionati dentro un letto caldo io e te. Ho scritto 1000 volte dentro a tante rose rosse, sei la mia vita e sei parte di me. Come eravamo felici, come si stava bene, sempre insieme, e i nostri sogni in mano a mano, nella mano. Ma tu adesso non ci siamo persi tante volte dentro delle stupide bugie,
volte le parole dette son velenose e maledette. Grande Toto Cutugno, ma quanti brani ha scritto? Ma uno più bello dell'altro. Io mi sto facendo una cultura in questi mesi, in questi anni sul grande Toto. Questo ad esempio l'ho imparata un mesetto fa e credo che la zia Marta debba dirmi qualcosa. Buonasera zia, ciao! Buonasera, venga. Sono impossibilitata. Che succede? Venga un po' più vicino, altrimenti la vedono soltanto per metà. Impossibilitata perché? Perché ho i monitor che non funzionano. Vabbè, pazienza. E allora non mi sento. Ma lei non deve neanche cantare, cosa le serve so, il monitor ma a lei? non so se parlo troppo piano, troppo forte, è un casino. Guardi, non si preoccupi, perché con me a fianco lei andrà sempre benissimo. Quindi dica ciò che deve dire, mi fa molto piacere. Dove va? Guardi che ci sono tutti i cavi della band Lo qui. so. E allora stia lì. No. Perché no? Stia lì. Perché devo spiegarle delle cose. Veloce. Ok. Allora, posso venire di là? E venga di qua. Nel secondo tempo abbiamo la band che ha fatto le prove prima, abbiamo tutti i loro cavi. Ma guardi che a una certa età poi fatica a farsi cose, Ecco. glielo dico. Mi dica. Ciao pubblico! Il pubblico A della casa. zia, il pubblico della zia Marta. già. Eccolo qui, dica. Praticamente ieri che siamo andati a fare questa bellissima festa. Certo, a Bagnolo, è stato bellissimo. Bagnolo. Salutiamo tutta l'associazione Borgotto che ci ha invitato, Io mi sono permessa di portare Emilio, Coniglio, Mangiatiglio. Ascolti. Che è? Ma mi spiega solo una cosa, come fa a chiamare un coniglio Emilio Mangiatiglio il coniglio? Emilio, Coniglio, Mangiatiglio. Si è capito, Sì. ok. Non poi? è mio, Non è suo. è di Irma. Ecco, già. è svelato il mistero, è della Irma. Bene. Sì. Allora me l'ha lasciato in custodia. Facciamolo vedere, Sì. facciamolo vedere. Custodia. Ecco Emilio. Ecco, a me non Coniglio, non Mangiatiglio. lo fa toccare a me No. il coniglio. Gioca la carota. Presto che tardi. E praticamente cosa succede? Che mi ha fatto fare delle figuracce. Lo so, ho visto. C'ero anch'io. Cioè, ma si può? C'ero anch'io. Non ero pronta. Ma ragazzi, la puntata di venerdì sarà stupenda perché non solo abbiamo intervistato tante persone a Bagnolo, non solo andremo a vedere tutta l'associazione Borgotto, ma ne ha combinate il coniglio di cotte e di crude. Adesso non credo che in diretta possiamo farlo vedere perché non abbiamo... Secondo me sì. No, non abbiamo gli strumenti tecnici per farlo vedere No? in azione il coniglio, ma lo faremo vedere, magari nel terzo tempo. Comunque Irma, potevi avvisarmi che avevi un coniglio con esigenze, perché qua Esatto, insomma... zia Marta, lei Sì. resti pure qua con me perché dobbiamo andare a dare delle bellissime notizie ai nostri amici a casa perché sarà un fine settimana fatto di tantissimi eventi dove ci vedranno anche protagonisti. Sì. Quindi se il nostro Enrico in regia, al quale facciamo un grande applauso, grazie Enrico della collaborazione, è pronto, partiamo proprio col primo evento. L'associazione Vivi la Rocca in collaborazione con il ristorante della Rocca organizza presso la vetta della Rocca di Cavour giovedì 11 luglio, sesta edizione della Perimbetta con la musica, quindi un grande aperitivo con la musica di Antonio e Gianni che salutiamo. Ciao Antonio, ciao Gianni. Mentre venerdì 12 Rocca Fest, tanto di sangria, tanto di paella, tanto di musica con Enrico Peiretti, Alessia Chelucci e Juanita. Ragazzi, vi faremo divertire sia noi che Antonio e Gianni, saranno 2 giorni da non perdere. Ma andiamo avanti con gli appuntamenti perché l'associazione San Jean sabato 13 luglio in collaborazione con la panetteria torinese vi invita tutti quanti in via Ribet perché dalle 15:30 abbiamo i gonfiabili, il trucca bimbi e la merenda cosa. Dalle 19 cena, menù pizza, bibita, dolce, 13 euro menù bimbi, patatine fritte, tagliere, salumi e formaggi. Dalle 21 musica dal vivo sempre con Enrico Peiretti. Dalle 23 spaghettato offerto dalla panetteria torinese, mentre il caffè è a cura della Proloco. Vi aspettiamo tutti, prenotate in via Ribet a Luserna San Giovanni sabato, quindi se volete venirci a sentire sabato, venerdì a Cavour, sabato invece per quanto riguarda Luserna. Ma gli appuntamenti non finiscono qui perché adesso zia Marta la porto a Villa di Verzuolo perché c'è la seconda edizione della sagra dell'agnolotto della Vila e del Villuccio. Partiamo dal 12 luglio con l'apertura
dello stand gastronomico, si balla con l'orchestra di Matteo Bensi, mentre il 13 luglio abbiamo una giornata ricchissima, partendo piano regia che non vedo, ecco, ferma un attimo, ferma lì, ecco, perché sennò non riesco a capire. Il Jazz Vision, il Festival della musica jazz, ingresso gratuito fino a 10 anni. Poi alle 18:30 abbiamo il trio Ramirez, alle 19:30 Young Block Trio, quindi tanta musica. Alle 20:15 apertura degli stand gastronomici, alle 21:30 Alberto Faraldo e gli Omnisper Quartet. Quindi ragazzi, mi raccomando, 12-13, ma la festa a Villa di Verzuolo non finisce qui. Abbiamo anche il 14 luglio Verzuolo del Tempo, Romani e Ligure, i primi verzuolesi, campo storico a cura dell'associazione culturale verzuolese Orme della Storia. Alle ore 10 su prenotazione visite guidate al castello, alla mezza apertura dello stand gastronomico, alle 2 del pomeriggio visita guidate al castello, bellissimo il castello, siamo anche stati con la zia Marta al castello di Villa di Verzuolo. E poi dal pomeriggio disco liscio, balli latinoamericani con Piero ed Elena e l'Emotion Dance, mentre alle 19:30 si cena, quindi c'è l'apertura dello stand gastronomico. Alle 21:30 si continua con i balli caraibici e latinoamericani con Piero ed Elena. Regia, scendi ancora un po' perché devo dire una cosa importante. No, scendi ancora su quello perché non era finito, scusa regia, perché dobbiamo anche dire più o meno di cosa si tratta il discorso gastronomico. Bene, avremo gli agnolotti della Villa, famosissimi agnolotti della Villa, affettati misti, l'arrosto con la crema di verdura, insalatina di farro, ceci e verdure, gnocco fritto con affettati, guancia brasata al vino rosso, lasagna vegetariana, patatine fritte, villucci congelato, crostata congelato. Ragazzi, andate a Villa di Verzuolo, quindi vi stiamo dando tante alternative per questo weekend, ma le alternative non finiscono qui perché c'è anche il luglio bibbianese, mia cara zia, c'è il luglio bibbianese. Vai regia, fammi vedere lì. A partire da venerdì 12 luglio la gran grigliata e poi tutti grande musica Mega 90, mentre sabato 13 luglio 140 del Comitato della Croce Rossa Italiana organizza una bellissima caccia al tesoro per le vie di Bibbiana. Gran grigliata, costine e salsiccia. Alla sera musica con Lady Party, Arianna e Giulia Frencia. Domenica 14 luglio ritrovo delle autostoriche Vespini, ci siamo anche noi con le telecamere di Rete 7. Alla mezza pranzo aperto tutti, poi abbiamo l'esibizione della scuola di ballo i Panda di Bricherasio. Alle 20 gran grigliata, costine e salsiccia. E alla sera noi, Piero era contento, abbiamo messo il maxi schermo perché volevamo vedere la finale dell'Italia e poi l'Italia un ci è andata. Mannaggia. Lunedì 15 gran grigliata, agnolotti a ragù eccetera, mentre attenzione, serata con pensa Miss Italia. Abbiamo Miss Italia a Bibbiana, quindi la più bella donna a Bibbiana insieme al più bel presentatore d'Italia, Enrico Pegretti. Sì, sicuro. Viene la tosse, dice delle cavolate. Mentre la serata sarà lietata dalla cover band i Max Mania, cover degli 883. Martedì 16 luglio tante cose belle lì, la corsa competitiva sui sentieri di San Bernardo, la gran grigliata come tutte le sere e la serata abbiamo la musica di Enzo e Massimo. Ragazzi, vi stiamo dando degli appuntamenti per il weekend, mi raccomando non state in casa perché non serve a niente. Solo da scegliere dove andare. Solo da scegliere, se volete vederci e sentirci, se volete mangiare tante cose carine, insomma, zia Marta, chi più ne ha? Più ne metta. È sicura? Stavolta credo di sì. No, di no, ho sbagliato? No. Noi ci fermiamo soltanto 3 minuti. Subito dopo la pubblicità riparleremo ancora del contest di Bagnolo perché abbiamo qui la band che ha vinto e suoneranno per voi dal vivo, ma subito dopo la pubblicità. Eccoci tornati in questa seconda parte di Casa Peretti, siamo in diretta, sono le 20:25, la classifica, partiamo dal quarto posto, i Ruins, complimenti, terzo classificato le Nuove Zone d'Ombra, i secondi classificati gli Affittasi Cantina e i primi classificati l'edizione 2024 ce li ho alle mie spalle la Sara N. Benz e l'ho detto anche giusto. Buonasera, ma che bello avervi qui ragazzi. Sara! Ciao! Te l'aspettavi questa vittoria? No, è stato bello. Guarda, sì. siete partiti dalla prima sera in testa e nessuno proprio vi ha assolutamente passato davanti. Quindi un grande risultato, sono arrivati tantissimi voti per voi, tantissimi messaggi d'affetto da parte del pubblico di Rete 7, ma prima di andare ad ascoltare la canzone che ha vinto, presentaci la tua band. Vai. Fantastico, allora partiamo dalla mia destra, abbiamo Piero al basso,
Poi alla seconda voce abbiamo Olga, alla seconda chitarra Dario e al tuttofare abbiamo Gigi. Che bello, al tuttofare è bellissimo. Ne approfittiamo ragazzi. per salutare il batterista perché qui non ci stava e quindi è rimasto a casa. Ciao Davide. Ciao Davide! Dunque, a casa sono tutti lì che aspettano il vostro brano con il quale avete vinto il Sound Fest, il Music Sound di Bagnolo. Però prima di andarlo a cantare, raccontaci anche un po' della vostra musica, perché è una musica molto particolare. Da dove nasce e a quale scopo? Allora, noi siamo una band cristiana, quindi facciamo della musica che ha come centro ovviamente Gesù, perché siamo tutti sperimentatori del suo amore. Bella, sperimentatori del suo amore, non l'avevo ancora sentito, però mi piace tantissimo. E quindi ci siamo uniti in questo progetto per poter portare una musica che ha una speranza e un messaggio di vita, di salvezza. Di cosa parla questo brano? Questo brano si intitola Mi manchi ed è una preghiera a Dio che ho scritto tempo fa perché mi mancava, lo stavo cercando. Sento che mi manchi, ragazzi. Io l'ho ascoltata tutte le sere, bellissima. E adesso andiamola a sentire per intero, in diretta, in Casa Peretti. Vai! Io ti scrivo una lettera d'amore perché tu mi hai insegnato ad amare. Io ti scrivo una lettera col cuore perché nonostante tutto tu sei ancora dentro me. E ti dico che ho paura del futuro perché il tempo passa troppo veloce. Sento che mi manchi, e sento che mi manchi, voglio averti accanto, mi interessa sentirti, e sento che mi manchi, sento che mi manchi, voglio averti accanto, mi interessa sentirti. Io ti scrivo nel silenzio per lasciarti parlare. Perché a volte le parole sono troppe e non ti lascio parlare. E ti dico che ho paura del futuro perché il tempo passa troppo veloce. Troppo veloce. E sento che mi manchi, e sento che mi manchi. Voglio averti accanto, mi interessa sentirti. E sento che mi manchi, e sento che mi manchi. Voglio averti accanto, mi interessa sentirti. Stanca, so che non mi hai mai dimenticata. Stanca, so che non mi hai mai lasciata. Stanca, alzo gli occhi per sentirmi amata. Dico una preghiera tanto che lo voglio fare. Stanca, so che non mi hai mai dimenticata. Stanca, so che non mi hai mai lasciata. Stanca, alzo gli occhi per sentirmi amata. Dico una preghiera tanto che lo voglio fare. Wow, che meraviglia, ragazzi. Sento che mi manchi, che mi bella, bella, bella. Hai scritto tu musica e testo? Sì. Raga, musica e testo, su, è un genio, poi è una canzone che resta. A parte il significato importante, perché nella vita, secondo me, può mancarti. In un certo momento della tua vita puoi anche avere dei dubbi e una mancanza, quindi devi cercarlo, perché lui, se lo cerchi, c'è. Giusto? Poi Oh, l'hai yes. trovato. Sì. Ti è mancato, ma poi l'hai trovato. Quindi questo testo è nato così.
Bellissimo. Ragazzi, io sono un po' così senza parole. Ricordiamo che siamo in diretta. Se volete chiedere qualcosa a Sara e tutta la sua band, 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, anche per fare i dovuti complimenti. Ma attenzione, perché era un quiz, cioè scusatemi, era una gara, dai Enrico regia, questo qui, era una gara che comunque vinceva sì la band, ma vinceva anche il proprietario del locale, che si è preso la responsabilità e la briga di far venire a suonare la band nel suo locale, e noi non ci facciamo mancare nulla. E il proprietario del locale, anzi la proprietaria del locale è qui, Katia del Silver Pin. Katia, buonasera, buonasera Katia. Eccola qui. Aspetta che ti... Eccoci qua. Buonasera a tutti. No, tenga pure il microfono, Grazie. conduca lei insieme a me. Insomma, hai avuto una grande idea, posso dirtelo. Grazie. Te l'aspettavi? Un po' più vicino? Ok, te l'aspettavi di vincere questo contest? Sinceramente no. No? Però sono molto contenta, soprattutto in primis per Sara e poi senza nulla togliere, anch'io sono contenta. Beh, ci mancherebbe, avete vinto. Quindi ricordiamo che il Silver Pin è un bar a Bagnolo Piemonte. Insomma, tu sei anche appena entrata come titolare, possiamo dirlo, no? Sempre più Sì, vicino al microfono, se vuoi, grazie. diciamo che sono subentrata. Sei Ho continuato dopo mia mamma. Senti, possiamo fare dei saluti a casa, perché sono convinto che la mamma e il marito sono tutti lì davanti alla TV ad ascoltarti, quindi è il tuo momento, saluta. Sì, saluto tutta la mia famiglia, tutti i miei affezionati clienti e tutti i bagnolesi. Bravissima Katia, grazie, complimenti. Adesso però, visto, non è che faccio venire qua, monta gli strumenti, tiriamo cavi, che io devo spostare un po' da una parte e un po' dall'altra per un brano. No, adesso andiamo avanti con la vostra musica. Un altro brano, un altro pezzo scritto da te, scritto come musica, come testo, ma raccontacelo sempre un po'. Ok, questo brano si chiama 1000 parole. Allora, i miei testi sono tutti autobiografici e questo testo parla proprio della mia bassa autostima, possiamo dire. Bassa autostima che però trovando un'identità in Gesù, Sì? e quindi capendo che attraverso Gesù noi possiamo ritornare a essere figli di Dio e avere Dio come padre, questa identità mi ha dato poi questa canzone. Grazie, questo fa parte della diretta. Certo, noi abbiamo dei tecnici Perché bravissimi. Abbiamo il tecnico migliore che c'è. Perché siamo anche troppo immobili, bisogna fare anche un po' Certo, di movimento. E quindi questa identità che mi ha portato a scrivere questo testo. 1000 parole. 1000 parole. Per voi. Sale lentamente quella sensazione, è arrivata inutilmente questa emozione e ti ritrovi a rifare 1000 progetti e ti ritrovi con più niente da dire, 1000 parole soffocate che vogliono uscire e ti ritrovi con tutto da rifare, 1000 progetti da creare e rivedere. Parole soffocate che ribombano nel cuore, bugie sputate in faccia, giusto solo per ferire. Tu non sei un errore e ti meriti l'amore, inadeguata insicurezza, buttala via quell'amarezza. E ti ritrovi con più niente da dire, 1000 parole soffocate che vogliono uscire e ti ritrovi con tutto da rifare, 1000 progetti da creare e rivedere.
cresci poi impari a cadere, sono state le ferite più grandi a mettere radici profonde, radici che han toccato il fondo e dal fondo ti han portato poi giù, ma la luce non ha smesso di entrare e il seme è dovuto morire per rinascere, 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 e ti ritrovi con più niente da dire, mille parole soffocate che vogliono uscire, e ti ritrovi con tutto da rifare, mille progetti da creare, rivedere. Yeah. Ma dai, ma che bello. Ma adesso vi spiego perché salto. Non è che sono diventato scemo del tutto, è perché qua ci sono dei cavi, non uno, ce n'è 100. E alcuni erano un po' corti per arrivare al mixer e sono proprio a altezza qua olio cuore. Vedete? Opla! Vabbè, sono già arrivati tantissimi messaggi che tra un po' andremo a leggere, ma adesso voglio ancora sentirne almeno uno e poi vediamo se nel terzo tempo vi faccio restare tutti lì e andiamo avanti con la vostra musica che mi sta veramente esaltando anche a me. Io mi metto lì e ascolto il testo, ascolto la musica che è molto bella. Logico che manca il batterista, tu saresti alla chitarra. Sì. Pensate, cioè, raga. Quindi, prossimo brano? Non tornare indietro. Mai. Quindi decisione presa, andiamo avanti verso la meta. Sarah Ennis Benz, giusto? Detta bene? Ma perché? Da casa, dai, aiutateci. Pensieri e parole che ti portano più là, ma tu stai vivendo in questa realtà, non riesci a capire che sta succedendo, non riesci più a riavere il controllo, emozioni che ti spostano il cuore, un dolore camminando nel rumore, e questa chiave sembra proprio non aprire, quella porta che hai sbattuto puoi sentire, non tornare indietro, quante volte hai aspettato il momento, camuffando quella voce nel pianto, barcollando nella luce un po' a stento, non tornare indietro, quante volte hai aspettato il momento, camuffando quella voce nel pianto, barcollando nella luce un po' a stento. Sono intornati da casa, vi sentiamo, Tutti! La luce puoi vederla solo dopo un po' di buio, la pace arriva quando la paura tace, quanto fa male questa realtà, a volte si scappa per necessità, e troppe sono le cose che non riesci più a dire, dentro ti rimane quella voglia di urlare, lo specchio che ti guarda e dice ora di guarire, e chi meglio di te può amarti fino alla fine, non tornare indietro, quante volte hai aspettato il momento, camuffando quella voce nel pianto, barcollando nella luce un po' a stento, non tornare indietro, quante volte hai aspettato il momento, barcollando nella voce nel pianto, camuffando nella voce nel pianto, non tornare indietro, quante volte hai aspettato il momento, camuffando quella voce nel pianto, barcollando nella luce un po' a stento. Bellissima anche questa. Dovessi scegliere. Non era finita perché ho sentito il bassista andare avanti. Era finita o c'era ancora un pezzo? Finita. Avete fatto il finale, scusate, io non le ho mai ascoltate. E voglio chiedere una cosa, ma
fate dei concerti in giro? Come si può avere una sorta di tour, di date? Procuriamoci date, siamo qua apposta. Ragazzi, qualche Procuriamoci proloco date. all'ascolto, qualche organizzatore di feste, mandi un messaggio al 348 80 40 254 che faccio io da manager a loro. Vi va? Vi posso fare da manager? L'ultimo gruppo che ha scelto Peiretti come manager si sono sciolti dopo 2 giorni. No, scherzo, una battuta. Zia Marta, dica. Ma perché faceva molto caldo, si sono Sì, sciolti. certo, era agosto dell'altro anno. Se le Dica. manda a suonare al Polo Nord, vede che non si sciolgono. Ha visto che roba? Sono senza parole. Io trovo fantastici. Sono davvero fantastici. E poi potrei aggiungere un mio pensiero. Deve. Allora, di solito, senza nulla togliere ai giovani di oggi, però le canzoni dei giovani di oggi parlano sempre di aggressione, c'è tanta cattiveria. Sputano fuori la rabbia. Esatto, che in qualche modo, se serve sputare fuori la rabbia, eccetera, ma cercare anche di dare di nuovo un messaggio invece divino, Certo. mi piace tanto. Brava. Questi sono gli applausi di tutta Rete 7 per la Sara N. Tant'è. Sì, si è capito. Tant'è che in scaletta dovevano fare soltanto il secondo tempo. Sì, Ma se lei è d'accordo, io sono molto d'accordo. io adesso lancerei la pubblicità Sì. e poi magari andiamo ancora a sentire 1 o 2 brani loro. Anche 3. Anche 3, ma subito dopo pubblicità andiamo a leggere insieme a loro tutti i vostri messaggi. Non cambiate canale, 348 80 40 254 il numero per mandarne altri. Ne sono già arrivati tantissimi, ma a noi non ci basta mai. Non ci basta mai. Devo solo prima della pubblicità dire una cosa. Io ho incontrato il signor Gianni venerdì. Gianni. Devo salutarlo, il signor Gianni, perché Gianni è stato tanto carino con me. Ciao. Ma lo salutiamo Ciao, tutti. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Pubblicità. Eccoci tornati in onda per dire 2 cose importanti. La prima è che il 28 luglio siete in piazza a Bagnolo Piemonte, quindi ragazzi andate a sentire questa band perché sono fenomenali. Ne vale la pena. La seconda che forse non so, ci siamo dimenticati di dirlo, perché ci sono un po' di parenteli sì. dietro, tant'è che lui è il papà di lei. Lui è il cugino di lei e lei è, non me lo ricordo, La cugina. la cugina di lei che è sposata con te. Tu c'entri un tubo. Io c'entro un tubo. Ok, perfetto. Adesso Ok, fuori! No, ma vuoi fuori? No, pensavo. Ma perché? C'è stato. No, un'altra cosa che volevo aggiungere. Ma perché fuori? No, perché c'è l'insulto. No, puoi stare. Allora, praticamente quello che ho anche notato, Sì. sempre parlando di questa bellissima band, Sì. è che non sono tutte uguali le canzoni, cioè prendi un ritmo e tutte le canzoni cambiano le Sì, abbiamo parole, ma il ascoltato ritmo del è sempre reggae, quello. abbiamo- Invece loro saltellano dal reggae al pop, no? Insomma, E come- bravi, ve l'ho già detto. E come non saranno tutti uguali i messaggi di stasera che adesso andiamo a leggere. Vai regia, abbiamo più di 40 messaggi da leggere, quindi andiamo velocissimi. Musica sempre fantastica, Dani Alessandria, grazie. Ciao. Dani, grazie. E noi continuiamo veloci, eh. Ciao ragazzi, un bel inizio, un abbraccio, lo dice Milena, noi salutiamo Milena. Grazie Ciao. Milena. Ciao Enrico, ciao zia Marta, è un piacere rivederti, tanti complimenti alla band che ha vinto, un abbraccio grande Stefano, Gabriella e Milli. Ecco, esatto, voi potete salutare che a casa fa tanto piacere. Viva Casa Peretti, ora e sempre Giovanni d'Alessandria. Ciao Giovanni, grazie. Vi ha ascoltato tutto il Piemonte, ragazzi, questa sera. L'estate sembra essere finalmente giunta, ma il calore che trasmette Casa Peretti è ancora più infuocato. Un abbraccio da Alfonsino e Germano. Wow, addirittura. Ciao. Grazie. Catello da Carmagnola. Complimenti per la trasmissione. Catello Sembra di capire che si conoscono. Ciao zia Marta, Irma come va? Grazie per la compagnia, ciao da Elena. Irma sta molto bene, io ho il suo coniglio. Basta questo. Emilio Coniglio Mangiatiglio. Sì, ciao caro Peretti, un saluto da Briciola, il gatto con gli occhi più grandi del mondo, San Giacomo. Amore. Sembra un UFO, bravo, grazie. bello. Il lunedì con zia Marta è il più bello inizio settimana, Lilli da Roma. Grazie Lilli. Così, un po' di enfasi. Ciao Enrico ed Alessia, che bello dopo un po' di vacanze vedervi nuovamente in televisione con le vostre belle canzoni e la simpatica zia Marta. Grazie per la bella serata. Renata da Piscina. Ciao Renata. Grazie Renata.
E qua che abbiamo? Abbiamo di sicuro un alpino in mezzo con due belle signorine ai lati. Vediamo un po' se è collegato da qualche iscritto, altrimenti salutiamo l'alpino, salutiamo le due belle signorine. Vai regia! Ciao! Siete veramente bravi? Grazie! Confermo. Confermiamo. Forza Sara, cogita. Non dovete più votare, hanno già vinto. Altrimenti fra 15 giorni mi arriva ancora in diretta codice 7. Grande Sara, siete forti. Firmateli i messaggi. Che meraviglia sentire parlare di Gesù con questa gioia e questo entusiasmo. Confermo. Bello, bellissima. Dio si usi sempre di più nella vostra musica e dei vostri talenti per far conoscere il suo amore per l'umanità. Un saluto dalla nostra Angele, un saluto alla band da Tami Cristian e Beppe. Loro sanno chi siamo. Loro sanno. Che bella grinta, che bella emozione, bravi! Vabbè, questo è breve, no? Scritto solo bravi. Devo leggerlo io. Bellissimo testo, bravissimi voi, complimenti, continuate così chiunque tu sia. Grazie. Grazie! Come facciamo a ringraziare se non vi firmate, ragazzi? Firmatevi, buonasera a voi tutti da Le Casa Peretti, complimenti da Piero Alpino e Crestonessa, proprio scoprire. Ciao Piero, ciao Piero! Ciao! Bellissimo! Bellissimo Catello da Carmagnola! Catello c'è! Testo meraviglioso, musica eccellente, bellissima esecuzione, saluti da Torino, lo dice Emilio. Ciao Emilio. No, io ero al messaggio prima, ma che bel Catello, ma con rondello. Se ne vada, fuori! Non posso, fuori! ci sono i cavi. Bravissimo il cantante che c'è stasera, bravo Enrico che hai sempre ottimi ospiti, bravissimi, vai Agostino Poggi, la cantante. Ciao Agostino, ciao, grazie. Bellissima canzone, bravissimi, gloria a Gesù, Paolo e Salvina. Ciao Paolo e Salvina! Grazie a voi che siete all'ascolto. Forza ragazzi, con tanto di cuoricino. Ciao Enrico, sempre presente, grandi Minox, grande DJ. Sara and Band, bravissimi. Sono meritati la vittoria. Che emozione e gioia vedervi, ascoltarvi, bravissimi. Ciao da parte di Emilio e Mariuccia, siete sempre più bravi. Volevo solo ricordarvi quando arriverà Amedeo di cantarci Fumo, è una canzone napoletana molto bella. Noi siamo di Borgaretto. Ciao! Grazie! Glielo ricordiamo. Amedeo, prendi appunti. Prendi appunti. Meraviglioso, Saretta, state avendo questa splendida opportunità di presentare più brani, uno più bello dell'altro. Un abbraccio fortissimo a tutta la band, a Chiara ed Emilio. Ciao Chiara, Emilio! Si è scatenato Emilio. Bravissimi, bravi, chiunque tu sia. Grazie. Ciao Enrico, ciao a tutti. Iniziamo bene la settimana con questo magnifico programma che ci accompagnerà tutte le sere. Luciano da Brandizzo. Zia Marta, sei la più bella di Rete 7. Grazie. Ma non è vero. MT, Marita, ci sono. E la band di stasera è super. Grazie. Tutte le sere andiamo in onda, in diretta, da lunedì a venerdì, dalle 20 alle 21. Carissimi Sara and Band, siete speciali, come speciale è il messaggio che date con i vostri canti e le vostre vite. Dio vi benedica sempre e benedica Rete 7 che vi dà grande spazio, forza, campione! Buonasera dalla famiglia Pozzo Gonzales, un bacio grande da Carmagnola. Ciao! Siete fantastici, salutaci Finiestra, saluti ad Olga, Gigio, Sara e un bacione grande a tutti. Ciao! Che gioia questa sera, che allegria che c'è in questa stanza di Luserna San Giovanni. Ciao bravissimi, adesso però anche i Lu Serpent erano forti, saluti da Villeneuve, Valle d'Aosta. Ciao! Sì, dobbiamo fare gli applausi innanzitutto a tutti i concorrenti di quest'anno. Quest'anno c'è stato veramente un livello altissimo, è stato bello, però hanno vinto loro, quindi gloria alla Sara and Band, viva Sara and Band, lo dice Ciao Giulia! Giulia.
Un applauso a tutti, ciao brava Sara, baci. Grande Babbuccia! Babbuccia! Bravissimi da Tommaso, da Torino! Ragazzi, sempre forti da Zingale Paolo! Complimenti a tutti da Carmagno! Questo è lo spirito che voglio avere alle mie spalle. Complimenti ragazzi, è un bel modo per evangelizzare. Vero, verissimo. Ragazzi, sono le 20:55, abbiamo veramente ancora tempo per un brano, scegliete quale, noi ci togliamo di qui e ve lo dico già adesso, grazie per esserci stati, grazie per aver trascorso quest'ora insieme alla mia compagnia, insieme ai miei ospiti a casa, grazie, ancora grazie. Vai, cosa ci canti? Complice. Questo brano è dedicato ovviamente a Gesù, che è il mio amico, è il mio complice. Vai. Di vita, è il mio tutto, che mi ha liberato ovviamente da tutto quello che mi dava peso e sono finalmente libera. Ho rischiato di farmi male veramente, molte volte l'ho pensato seriamente. Non credevo che potesse uscire qualcosa di decente da questo cuore assente. Ho nascosto il mio coraggio in valigia, mi son mischiata sorridendo tra la gente. Per troppo tempo ho fermato il tempo, che poi mi ha chiesto il conto senza alcuno sconto. E ho iniziato a urlare un po' più forte, verso il cielo ho aspettato le risposte, con addosso la paura della morte. Quell'ombra sotto il sole non mi lasciava in pace, e ho visto Cristo prendermi le mani strette e con un gesto togliermi quelle manette. Ha preso a cuore la mia vita semplice, è diventato il mio amico complice. Distraendo tutti i miei problemi, ho accusato le persone per la mia incoerenza, ma sono solo io che devo fare i conti con la mia esistenza, e di scuse senza. Troppo semplice avere rabbia dentro, pensare che tutti siano contro, ma la vera pace è quella che ti cambia, è quando riesci a camminare sorridendo sulla sabbia. E ho iniziato a urlare un po' più forte, verso il cielo ho aspettato le risposte, con addosso la paura della morte. Quell'ombra sotto il sole non mi lasciava in pace, e ho visto Cristo prendermi le mani strette e con un gesto togliermi quelle manette. Ha preso a cuore la mia vita semplice, è diventato il mio amico complice. Ho iniziato a urlare un po' più forte e ho cercato le risposte, con addosso la paura della morte. Quell'ombra sotto il sole non mi lasciava in pace, e ho visto Cristo prendermi le mani strette e con un gesto togliermi quelle manette. Ha preso a cuore la mia vita semplice, è diventato il mio amico complice. Sara N. Svende, strepitosi! Dai, ma fatemi un finale! Allora ragazzi, grazie. Se volete rivedere questa puntata alle ore 21:30, canale 83 Video Nord, anzi Piemonte Più. Ringrazio Enrico, il regista di questa sera, è stata complicata ma abbiamo portato a termine una gran puntata di Casa Peretti. Ringrazio questi 5 ragazzi fantastici, sono stati strepitosi Grazie alla persona più importante, Gesù, per noi, per voi e per tutti. Salutiamo anche la zia, dov'è la zia? Io sono andata a cercare Emilio che è scappato. Ciao, zia. Il coniglio. Ciao. Ci vediamo domani, sempre in diretta, sempre Casa Peretti. Ciao.